quindi... Senti, se non ti dispiace ci mettiamo un po' più vicino alla luce. Dai, vai. Non so se... Quindi... Ecco, guarda, se ti metti qui, Sì. ecco, il nostro Benito, direttore artistico del... ma lui ti ha citato perché tramite Benito siamo venuti in questa splendida cornice, questo bellissimo spazio, perché veramente io non lo conoscevo, ad esempio. Mi sembra veramente un posto degno di nota. Devo dirti che l'ho scoperto anch'io da poco, è per questo che mi è venuto in mente di fare questa follia. Veramente qua puoi veramente creare delle bellissime situazioni, sempre se Senti, c'è la noi volontà, siamo appunto. Tu che giri tanto, adesso lascia perdere che questa dovrebbe essere un'intervista, questa è una curiosità mia. Sì, cioè, tu che giri, penso come Benito, tanto per... i posti sono molto diversi tra di loro, no? Cambiano in continuazione. Il musicista è abituato a suonare nei posti più svariati e incredibili. Per esempio si trova un pubblico estremamente appassionato in strada. Certe volte per la strada, no? Io ho visto a Umbria Jazz in strada quello che fanno, cose... ma tu sei a Umbria Jazz già in un contesto, capito? Conosciuto da anni. Conosciuto da anni, che ha una... insomma... Da quanti anni lo fanno Umbria Jazz? Da tantissimi. Da una tradizione, ormai incredibile. Ma il bello sarebbe che succedesse anche a Venezia una cosa del genere. Ci sono petizioni continue per far la musica a Venezia liberamente, e non va mai in porto, non riusciamo ad esempio a far sì che possa essere fatta in maniera tranquilla, senza permessi, senza problematiche SIAE, permessi di ogni tipo, no? Arrivano i vigili dopo 30 secondi. Ma sai che per esempio adesso proprio a Umbria Jazz io ho parlato con diversi musicisti in strada sul corso principale di Perugia, no? E tutti con la preoccupazione che li mandassero via, perché io ho chiesto per curiosità se loro avessero come dei criminali, schiamarsi in luogo pubblico. Poi la gente è sempre... una roba che all'estero è istituzionalizzata, vai a Londra, c'è un ufficio apposito dove tu suoni in metropolitana, in piazza, ti danno l'autorizzazione. Ma perché in Italia la situazione della musica è questa? Che ne so. O della cultura in generale? Questa è una domanda da $1 milione. Non saprei riuscire ad arrivare alle origini di questi movimenti che portano alla chiusura più totale. Adesso il gestore fa musica. C'è un mio amico che appena un amico di un mio amico ha aperto un negozio, un locale a Padova dove ha voluto fare musica. Sono arrivati in 20 carabinieri, pompieri, polizia, in 20 la finanza, quel che guardano se è pulito, mandati magari da qualcuno, ci sono anche queste invidie. Ma è una roba che questo ha preso subito una multa di 2.000 euro. E quindi ha chiuso. E quindi cosa fai, scusa? Inizi a fare musica, ma non musica che chiami Michael Jackson, porca miseria, chiami gli artisti locali a fare un po' di musica e paghi, no. Ma voi per esempio con questo gruppo qui che opportunità avete in giro così? Al chiuso, all'aperto? Locale, all'aperto, al chiuso, suoniamo in qualsiasi contesto. E non avvertite nessuna crisi? La avvertiamo, sì. C'è la crisi. Sì, la avvertiamo. Diciamo che forse anche la gente ha meno voglia anche di ascoltare, di andare fuori, di vedere un concerto. Ma infatti si spiega che un concerto come il vostro, così bello, offerto in maniera gratuito, dovrebbe avere ormai la gente attratto... è annoiata, io credo, sai, è annoiata e viziata, o anche presa da molte problematiche. I fattori sono molteplici, non saprei. Ma se non si fa attrarre dalla musica gratuita, tra l'altro. C'è anche un altro fatto che io ho notato comunque in giro per l'Europa. Devo dire, anch'io quindi mi metto in prima linea, anch'io sono italiano, ma noi italiani non siamo dei partecipanti. Per esempio i paesi anglosassoni, se c'è un evento, le persone c'è quello, c'è quell'altro, cioè partecipano, ma è quello che diceva Mauro Ferrarese. Hanno il senso della partecipazione. Qui no, ma c'è quello lì, ecco, mi diceva anche un ragazzo, mi diceva, noi viviamo con le mode,
c'è la moda di beh, andare certo. lì e magari per C'è entrare la- devi fare la fila dove magari non c'è Certo, niente di certo, particolare, certo. niente di artistico, però è di moda andare lì. Sì, sono... E non è un Comunque mi fatto- diceva Mauro Ferrarese, che ha suonato la prima sera qui, Con Marco Pandolfi. Pandolfi, che lui quando suona soprattutto nei paesi del nord Europa, nessuno si stupisce di pagare anche un biglietto certo. insomma, sostanzioso, ma tutte le sere per andare fuori a sentire musica. cosa vuoi? Qua una volta all'anno. Però perché è vissuta, io credo, la musica e l'arte in generale, perché anche i musei, è vissuta l'arte come un'esigenza personale, un'esigenza di accrescimento dell'essere umano. Io credo che da noi purtroppo, lo devo dire, da noi evidentemente non è così. È come dire, quando piove sul bagnato, l'Italia, che è una nazione di artisti e È fatta di musica arte. straordinaria, quando ce l'hai sotto mano. Ma lo è ancora molte secondo te volte- una nazione di artisti? Beh, gli italiani, anche a livello, io sto parlando della mia musica, a livello jazzistico, sono tra i primi paesi al mondo a sfornare anche talenti che molti però varcano i confini e vanno a vivere sì. da altre parti, come qualche Il nostro amico che vive a più Londra, di qualche nostro amico. più di qualche nostro amico, potrei citare molti nomi, ma certo. non credo che sia giusto, non tanto per, no, per fare pubblicità, certo. ma per non dire che sono andati via dall'Italia. Insomma. Sì. Va bene, Va bene, grazie. grazie a te. Buonanotte. Lei- Grazie. Ti do pure-